Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, in Prentas 2020-2021, Lei regionali 22-2018, articolo 22. Poi questo tobio nou de cosas bellas e un loppio su un desolo, in su Mandrolisai, a più di 1000 metri di artaria. È una bida famata meta su turismo de Ierro, de sa montagna e tutto canto. È una bida che è formata da 3 vicinaus. Su primo è a Suai, poi Ovolaccio, quando si usa in Moi, e poi in Susu, a Gattauso, in Siria. È un luogo meta famato su turismo. Poi manifestazioni, si poi festa, c'è una festa come montagna produce, chiesti una a Tobiu Mannu, povonni in mostra, a mostrare tutto il fainas, delle cose di papà, delle artigiania e delle tradizioni locali, delle mere tradizioni locali che ci punti noi adesso. E desula è connota mera poi moltos de poesia improvvisata, ma prima di tutto, poi te noi, su 14 mesi di Dogna Santo del su 1878, è nasce su poeta Manno, Antioco Casula, connotto come Montanaro, e proprio in noi c'è questa sabbia dedicata a suo poeta desuleso. E questa è la chiesa antica di Sant'Antonio, se uso noi in subvicinao dei Siria. Invece questa chiesa nuova, sempre dedicata a Sant'Antonio, è stata costruita nel 1980, è stata poco prosennanti. Sì. Ma ci di punti in meta, chiesa, sai, noi in Desolo, c'è sa mame su Gramo, che si festa da su Segi, de Triulas, e poi questa festa bessinti ispriorissas, con i bisteri famosi della tradizione desulesa, e i stendardus dedicati ai santos. E poi sa chiesa di Santo Sebastiano, in su vicinao de Asuai, sa chiesa di Sa Croce Santa del secolo XVII, sempre in su vicinao dei Siria, e poi sagata ad una chiesiedda in Susattu dedicata a Nostra Signora Sani. Desolo, fiera e ruzza, in mezzo a sos castanzo seculares esposta, obida mia, attaccata a sos usos de una ia generosa, ospitale a sos estranjos. Sos figos tuos, pienos de energia, circan in donzibarte sos balanzos, con gudos caditedos fortes, lanzos, garrigos de diversa mercanzia. Gai, vatende vida trista e langia, giransi sulla nostra, avventureris, e quando entrano in calche biri strangia, dotte esclaman, a cosos castanzeris, e issos umile snaran, Castanza, e chi è compora truddas e tazzeris. Aici Montanaro cantaia de Desolo e dunque s'aggiuda da conoscere meglio su questo poeta Manno, Fernando Piso, studioso e appassionato di poesia, non c'è di poesia di improvvisazione, ma poesia scritta pure. E Montanaro, che oggi conosco bene con il suo museo dedicato a Issu, Issu ha di studiare un castello in La Lusei, è stato carabinieri, è stato un maestro di scuola, e infatti proprio in questa scuola c'è un sonetto dedicato proprio, scritto del suo poeta. Quando magatto in mezzo a sos pizzinnos de scuola, sa mente si corona de piammas, e s'anima misonada commenta un mazzo di intinnos. E sento dando, canto manna e santa e sopra mia umile, donosa. Tende a sa vita lagrimosa de somine, sa debile pianta. E questo un altro canto del Montanaro quando viene con un spizzinetto in scuola. E dunque in molti bieuso, impari a Fernando Piso, commenti noi in Desolo a ricordare questo poeta Manno, e andavo proprio in suo museo che anzi dedicavo a esso. Andavo su un pari. Eia, con piacere.
questa è sa domu di Antioco Casula e in noi si agatta tutto su mondo del suo poeta manno e tutto il traballo su chi ha di intelletto che sono stati pubblicati già su 1904 fino a su 1950, ma forse già a fine del 800 ci sono pubblicazioni di Antioco Casula e dunque si pensava al libro manno su de poesia, Boches de Barbagia, Canticos de Argento, Sos Cantos de sa Solitudine, Salanti, ma ricordavo pure sul disco di Marisa Sannia, Saoghe de Suento e de su mare, che ha posto un pari uno scanto poesia de Montanaro e in su 1993 ha pubblicato questo disco. Ma in noi entravo su questa domo bella, una domo antica e ho cominciato a scurtendi ancora una volta sa poesia di Montanaro e grazie a suo amico Fernando Pisu che con noi oggi si accompagna, poi conosci bene questa lirica manna di Antioco Casula. Andate ad un tendi. Su povero Luiso, sempre chi passa ia l'intendia in ois e in ais, coro meo na ia, no es vero chi berdeo, si nos appena de sa sorte mia. Fido uno tristo, chi tristo aia passato sa vita sua a tinde linna a pala, e andaiera, die ono die mala, e torraia si scuro, garricato, dell'ine che il quiliche o dell'idone. E giraiera in tutta sa comuna, proender sa vasca e manna, a franco suna, de gianna in gianna, de portone in portone. In una gianna pedia su pane, e in sattero pedia su caso. Sempre tristo, che pego tramaso, sempre in giro, che povero cane. Questa è un'altra bella lirica, un altro bello canto di Antioco Casula, Montanaro, e tornavo grazie a Fernando. Fernando, però tu mo sapete, se volete te, ma voglio serrare questa trasmissione proprio con un'altra poesia di Montanaro e con tu. Montanaro che si già affacciato in questo balcone con tutta la famiglia, la seconda mulleri, i figli, su babbo e tutto canto. Ma in moi andavo a conoscere con suo nevore Giancarlo che mi sta aspettando in salto al posento, poi cominciai a fare questo bello attopio in domo de Montanaro. Vieni con me. Entravo su un domo, Giancarlo, e devo dire che non preso un anno, adesso noi in domo de Montanaro, in questo domo che è costruita, mi pare, alla fine del 800, è una domo che conta non scetti dessa vita, dessa arte, dessa poetica di Montanaro, ma di tutto questo mondo che fino al 1957, quando Montanaro se ne è andato in un altro mondo, in noi vivia questa cultura sarda. Tutto questo che fu diventato un manus artista fu passato da noi. E questa è proprio la storia di questo uomo. È un uomo in una ida lontana, è una ida in mezzo ai montes. Pensai che quando è morto Montanaro non esisteva ancora questa desolazione. Non esisteva una strada per arrivare a questa ida. Si arrivava solo dai Giosso. E beh, gli artisti dai Sassari, dai Nuoro, dai Castello, si hanno appuntamento in noi, in un luogo proprio difficile da raggiungere. Si poteva incontrare in Castello, in Sassari o in Nuoro. No, fu in questo uomo. Ed io questo uomo ha cercato di ricordare non solo la figura del suo poeta, la figura di Montanaro, ma di ricordare tutti questi artisti. Ecco, fammi cominciare a contare, perché noi ci punto fotografie, sai, tutto canto. Quali diventa i artisti diventa amico su Inzando su de Montanaro? Tutti questi artisti ci hanno ricordato, quanti artisti ci venivano a questo uomo. Quindi, ti menzionare Melchiorre Meli, Tarquinio Orsini, Giuseppe Biasi, Delitala, e poi ancora tutti gli artisti tipo Carmelo Floris, Francesco Ciusa Romagna e Medissimos. Tutti questi artisti si hanno appuntamenti in noi. Questo fu proprio su Gianacolo di un periodo storico sconvolgente, che è sul primo Novecento, un periodo in cui abbiamo la prima guerra d'Africa, la prima e la seconda guerra mondiale, il sconvolgimento politico, ci vuole dovuti stati la monarchia, la repubblica. La monarchia, la repubblica, sul fascismo, la repubblica con tutti i scambiamenti epocali. E
questi artisti hanno vivuto sia da un punto di vista artistico, questo periodo storico, sia da un punto di vista umano, hanno partecipato a guerre, hanno subito la miseria del suo periodo storico, oppure l'entusiasmo viene del suo gente. E quindi Dio ha cercato in questo uomo di arrecordare la storia di questo uomo, la storia di questo poeta, la storia di questo artista del suo primo gente. Tu sei nevori di Montanaro, di Antioco Casula, Giancarlo, e commenti sei nevori, sei figlio di un figlio. Dunque, Montanaro ha tenuto fino in cui una storia terribile che da una parte si è stato fortunato che già da giovane è diventato famoso, ha pubblicato le poesie e in un attimo tutta Sardegna lo conosceva. Ha questa fortuna però esigia fines tante sventure, su una volta si è scogliato, ha tenuto una famiglia numerosa, ha tenuto 5 figli, e di questi 5 figli prima è morto uno, poi è morta sua vita, e poi a mano sono morti altri 3 figli. Come per una persona di muovere un figlio è una cosa drammatica. Montanaro ha tenuto la sorte di morire sia sua vita che 4 figli, mannos. Quindi un sconvolgimento, infatti la poesia sua mi da porta è triste, che la vita sua è stata piena di drammi. E in cui pure ha cercato di ricordare alle punti fino alle femmine ci ha tenuto Montanaro. Adesso si tornava a cogliare. Adesso si tornava a cogliare, ha tenuto altri 2 figli. E questo uomo ha vissuto tutto questo modifica pure, no? Sia del suo momento umano, sia della sua famiglia che crescia sa uomo, nascia altre speranze, che la vita poi è sempre questo, è un giro di fortuna e di sfortuna. Io sa conosci bene questo domo, che ci sono in aposento, che contano questa storia manna che si sta di Giancarlo, ma un'ultima cosa, prima della sai questo aposento, Pierpaolo Pasolini, Tacinta, che c'è una fotografia. Ecco, in questo uomo, oltre a tutto questo personaggio, ci punti proprio su gota della cultura sarda, ha passato fino a un personaggio di un livello nazionale e internazionale, a vedere Pasolini, Pascarella, Wagner, Max Leopoldo Wagner e altri importantissimi. C'è niente di questo uomo. Pasolini invece da conosciuto, Montanaro poi a Usavia del Pusinato, è diventato famoso a livello nazionale e quindi ha conosciuto Pasolini. Pasolini scrive da Montanaro per di mandare poesie per pubblicare l'antologia dei poeti nazionali. E Montanaro ormai in questo momento fu malato, però dimanda di poesie. Quando si muore Montanaro, Pasolini viene da posta a Castello per commemorare. Dunque, in moi tu cadenni su questo domo, poi usabiri sul museo multimediale, insomma c'è un impegno umano per mantenere questo ricordo e a suo proprio momento, come hanno detto, noi scetti di Montanaro, ma proprio del suo mondo, della sua cultura, di Insando su Sardegna. E da tutto questo, quando è morto Montanaro, anno su dopo e nasce un concorso letterario che ancora oggi esiste, già quasi 30 anni, e devo una volta che tu mi accompagnaste in satro apposento, e ci andavo a vedere tradotto cesti, tradotto serie, ma certo. Ti seguo. Andavo in questo apposento e vi uso i tradotto cesti in noi. E dunque siete in noi che tenete tutte le cose del suo premio che ogni anno. In noi proprio in questa mesa, dove è tutta la produzione degli ultimi 30 anni, del suo premio letterario. Ecco, contavo ai spettatori i testi sul premio letterario, è dedicato a questa poesia in lingua sarda, ma mi pare tutte varianti. Tutti varianti. È dedicato, una sezione è dedicata a questa poesia. La poesia ci può essere scritta sempre in limma, ma può essere adesso da Barchino a su Gallureso, quindi tutte le varianti di ogni aida della Sardegna. Due fine su una sezione dedicata invece a questa narrativa e questo è importante che la Sardegna non ha mai tenuto grande sviluppo sulla produzione dei racconti in sardo. Noi teniamo migliaia di racconti e anzi noi teniamo
forse questa produzione brumana è mai stata fatta in Sardegna, che forse è l'unico premio, manco. Beh, già 30 anni. Già 30 anni ci ha fatto venire questa produzione di narrativa. Le poesie non arrivano da tutta Italia, pure, tenevo su circolo sardo, ma vengono da Sestero. Sì, l'altra volta ho raccontato questa storia, che un anno non arrivava una poesia da Spagna, arrivava una poesia da Madrid, una poesia bella come tanto la poesia 50, ma non l'ho premiata, che ne doia probabilmente meglio. La cosa straordinaria è stata che hanno scoperto che la poesia è scritta in spagnolo. Ci ha imparato via internet su sardo, non ha scritto una poesia non da mannata. È una cosa bella. Noi a chi più a dimandare un biglietto per andare bene con noi che ha vestato e lo usati con noi pure. Sì. Questo bonare commenta intanto che su sardo può essere imparato da ognuno, ma commenta la poesia attidi a una mesa, attidi a una giuria, una varietà di situazioni umane e culturali. Si hanno studiato. Tu hai una cosa di importanza, la giuria, poi il premio letterario Montanaro è connotto possa importanza, manna, cadeni, poi c'è una giuria, una commissione che ad ogni anno cambia da suo presidente, tutto quanto, però è sempre gente mera, competente e qualificata, e dunque a questo aumenta l'importo del suo corso. Io ci sono in una maniera, a parte in causa che due seduti in meda, sono sempre onorato di questo aspetto, cioè commenti dai professori universitari, dai grandi giornalisti, ai personaggi più importanti dei spicchi di questa regione, e si gratuitamente ci aiutano a preparare e a giudicare questo elaborato. Sono sempre grato, sempre profondamente fino a commuovere di questa aiuto che ci va. Noi, da parte nostra, cerchiamo sempre di aiutare a produrre cultura da ogni lacana, da ogni ilha della Sardegna. Bene, bene, con suo nome di Montanaro questa cosa tenere valori e importo pro sbanno ancora. C'è una fotografia manna in questo aposento che si fa vedere Montanaro con suo secondo Mulleri, un altro personaggio umano e poi c'è un personaggio che poi lui è questa cosa più importante. Si dà vuole scontare questa fotografia? Questa fotografia racconta appunto del Montanaro di Anna da Nuoro e questa fotografia è stata fatta da Antonio Ballero. Antonio Ballero è uno degli artisti importanti che ha tenuto Nuoro e nel ritratto Francesco Ciusa, altro personaggio importantissimo. E io in questa istanza ho cercato di ricordare quest'altra Nuoro, una Nuoro che è proprio Satene Sarda, e ho fatto due punti gli amici di Montanaro, Attilio De Feno, Sebastiano Satta, Francesco Cucca, appunto Ballero e Francesco Ciusa. Questa è stata una Nuoro nobile. Devo ricordo Vinese grazie a Deledda non solo conosce Montanaro, ma Montanaro ha regalato un quadro e grazie a Deledda una volta in una lettera descrive ma non si è mai venuto a Roma a vedere questo quadro, tu devi applicare in salotto, bene una di a mi cercare. Questo Nuoro è panoso un altro motivo di orgoglio, di vanto. Che è una nuova che produce cultura, una nuova che veniva connota in tutta la parte della Sardegna e a questo punto, grazie a Deledda, in continente, in tutto il mondo, poi cultura. Però c'è un personaggio che è Babbo tu. Questo è Babbo mio, pare con suo babbo e con sua mamma. Questo deve essere probabilmente un viaggio bellissimo, si hanno in città, in cui evidentemente i amici sono resi fondamentali. Dunque, noi siamo io, in noi c'è un apposito prodotto dedicato a questa cultura, a pubblicazioni, a poesie, a narrative e tutto quanto, e poi con su chiesti, insomma, su patrimonio del suo premio e tutto, del 30 anni del premio Montanaro. Ma poi mi piace da si fa i biri a undi
Antioco Casula iscriada a mano, a pinna, si fa dire, poi tu hai agguantato tutto come ti via da in Sandoso. E dopo poi tra l'altro esposto tutto questo epistolario, in cui desi tutta questa cultura sarda, si è un anno prima, i desi tenisco su Daramelli, su un grande arche. Però non era una, andavo un pari. Ma non è possibile, noi abbiamo agguantato tutto come ti via da... Quando Montanaro iscriveva da noi in questo luogo. E noi come sta barrao, come si è morto sul 57, si sta barrata uguale. Non scambiamo nulla, il libro suo, tutti i ricordi, le fotografie della famiglia sua, di momenti belli e leggi. Ha mantenuto questa stanza in cui si scriveva, in cui si studia suo. Momento bello se legge, sa berirare, poi un momento bello, poi ti attento a grandi soddisfazioni, premi, riconoscimento, una bella pubblicazione e tutto quanto, ma un momento legge, poi della famiglia cosa sua, tutto quello che è successo, cosa prima mulleri, figli e tutto quanto, e poi issu in sa vita cosa sua, a bivio di adero su 3 guerre, su passaggio della monarchia e repubblica, su fascismo, d'ogni danno. Lui su ha traballato prima come carabinieri, quando è tornato di verso Sordao, poi è diventato maestro di scuola, ha studiato in Castello, ha studiato in Lanusei, insomma ha fatto di adero tante cose. Sa vita cosa sua si ha lasciato mera e devo grazie a di adero a tu e a sua famiglia che io voglio mantenere con tanto impegno, poi non è facile a mantenere una domuscetti e può ricordare, può fare vivi questa cultura de Montanaro e di tutta questa Sardegna, de Savina, del 800 fino alla prima metà del 900. È proprio gusto sui circo e vaide. In questo uomo ha una parte della storia culturale del primo Novecento. Quindi non due solo la storia del suo poeta, ma due storia di tutto questo sconvolgimento, in poesia, ma viene in frequentazioni, amigos, i personaggi della politica, come in questa stanza, tenisco questo funti i litteras del suo presidente Segni, ci fu di prima presidente del suo consiglio e poi presidente della Repubblica, ci scrive a Montanaro, ma dai Lussu a Badoglio, dai Berlinguer, su Babbo Berlinguer, del suo partito sardo, amico Montanaro. Oppure a Giosso abbiamo Coco Ortu, tutti i personaggi politici ci tenevano un'ammirazione poi per il suo poeta. E su Gideo mi propongo, è proprio gusto di ricordare la cultura sarda del suo primo Novecento. E quindi noi solo protagonista Montanaro, tutti i protagonisti tutti questi poeti, questi scrittori, questi pittori, questi scultori. In sostanza poi due altre arregodos, in cui due Pascarella, in cui due su premio di Montanaro ha vinto in Milano, su primo premio della poesia dialettale italiana. Una cosa in cui è diventato famoso che poi a Savine Montanaro, in questo premio tra l'altro in giuria ha dovuto Ungaretti, noi ci dovuto poi diventa con Ungaretti parte delle giurie letterarie in continente, in cui ha una fotografia in Sanremo, vari con Quasimodo, con Montale, con Ungaretti. E quindi diventa da fine un rapporto non solo a livello regionale ma a livello nazionale. Ecco, la cultura sarda del suo primo Novecento, non è connota meda, è una cultura fatta da personaggi che diventa un valore nazionale o internazionale. Bello. È bello questo impegno cosa tua. Giancarlo è ingegnere, vive in Castello, torna sempre in noi, ma chi ti aiuta tu? Chi è? La famiglia mia sicuramente, però tutto l'altro lo faccio da sola. Ma non mi pesa a me, cioè mi pare che in qualche maniera è un dovere questo di fare. Pocanto degno forza, pocanto degno energia, di duellare innanti, adesso è un impegno mio questo di mantenere
questa testimonianza. Beh, poi tu sei appassionato a questa cultura, hai scritto un libro in Porto che conta da itta a nanta i vestimenti sarda, cioè noi scetti i srebi tipo i bistiri, ma srebi tipo contai itta esti d'ognuno de noso, si testa una comunità, i tollinai a bistiri in quella maniera, con questo colore, con questa bisura, con questo taglio, con questo arriccame, tutto canto, con tutti i complimenti. Sì. Cosa che hai fatto tu. Grazie, Deo, in questo libro ha ovvio soprattutto questionare dei femminas, del suo mondo dei femminas, ed ha provato attraverso i bestigni soro. E quindi tutta la semiotica, tutto il linguaggio che si trasmette tra femminas è complesso e raffinato. E questo pure fa parte di una cultura quasi noi compreni ampiamente, e quindi l'impegno mio è stato in qualche maniera di stornare ai femmine su cui meritano. Bene. Dunque, se poi poserai questo topio, te oggi, andavo su un'altra parte, in questa vita del Desulu, che ha boffio dedicato un momento di importo a sa memoria e s'opera del Montanaro, poi c'è un museo multimediale, certo. E poi noi andiamo su un pari e più su c'è in Cunisaintro, e poi si salutava con Fernando Piso, cioè se avessi Fernando e tutto chi sapete, da alcuni si può, mi pare che si olli contare una bella poesia del Montanaro, ma andavo su pari a dovere. Giancarlo, dunque passato su questo museo, come si narra, beni immateriali a un luogo che è tutto immateriale, ma si conta, si può toccare, c'è senza tutto di questa poesia di Montanaro. Monia Floris, salute Monia. Salute. Tu sei sicura che accompagna la gente a far conoscere le opere di Montanaro, ma non sfogliando i libri, no. Ma fendi vita. Sa visita parte di noi, in due punti questo spannello. Ah, dunque sa vita di Montanaro. Sa vita, is operas, fine ai ultimi anni. Ah, bene, bene, bene. E dunque poi una volta che antiligero tu questa cosa, tu ti accompagni a intro e c'è una cosa che è una maia. E taesti. In intro due punti, due istanze. Una è dedicata a Suvadente de Incantoso e l'altra a Saenna e sa poesia. Dunque, questo due apposenti funti stetti a traballare, Mosio Viendi, Credit e tutto canto, Francesco Casu, che è un regista multimediale di Areso dei Spantumanno. E noi taccesti, ci sono queste mattas che contano che vanti di questa terra e arrivano da vince a cielo e ognuna di queste matte tiene una voce e conta le poesie di Montanaro. Le poesie sono recitadas e cantadas in tenore da Marisa Zannia e da un coro polifonico. Dunque, siamo usato quando venni noi in questo museo multimediale, caso comune di Desole e Tottu, di Staccurendi, con Monia e tutto canto, questo traballo si pone uno canto cuffia, no? E ascoltare le voci di Gisella Vacca, di Pierpaolo Piludu, che conta tante poesie, e poi su canto di Marisa Zannia, dei tenori e tutto canto. Questo è una bella cosa, ma è una posento scettico, perché un'altra che è una cosa che è una poesia e tutto s'apposento. Ah no? Saenna de sa poesia. Saenna de sa poesia, questa si intrada, c'è proprio questa Gianna, che uno si firma a tutte questa porta e ta fai, cerca di agguantare snuisi, questa poesia che non si può ritoccare, invece ci intraisa intro. Come funziona? Intraus in intro, non si ponius in Saenna, e agguantaus tutti nuese, ogni nue dene di una poesia di Montanaro. E se per autus sa poesia ci voleusi scurtare, e come noi agguantaus la poesia, subito parti di sa oge dessa poesia recitata e le immagini del suo significato dessa poesia, de ite su sa poesia narrata, de ite non si questiona sa poesia. E questa è un'esperienza che non si può raccontare, si deve certi bivi, poi si entra in un mondo di magia, la tecnologia nuova, ma la poesia è tutto, poi come si fa? Chi è che non ha mai pensato in vita sua deve più di toccare noi? Quest'otta in noi
è possibile toccare in nuasa questa tecnologia come in sapere, si permette di toccare in nuasa e ognuna di questa nuasa si conta da s'opera letteraria de Montanaro. Beh, è uno spanto, non potesi non fai una porta manco su questa esperienza manna in noi in Desolo. Funziona c'è un orario, si tocca da si prenottare, come ti funziona? O conosci bene quest'opera di Montanaro? Poi conosco quest'opera di Montanaro, tocca da telefonare al suo comune e preguntare quanto punti disponibili si visitas e piegare appuntamento per fare questa visita in questo museo. Bene, io ti dico grazie a Diaderus, complimenti per tutto questo che fai. Grazie a voi. Per questo che sta facendo questa amministrazione, no? Agli assessori giovani, è una bella cosa che si vive, no? È una bella esperienza quando è nesi noi in Desolo. A conoscere prima Saddommo, questa è più partita in Gunis, e poi questa tecnologia che si permette di fare questo bisu bello, no? Entrare in sul mondo del Montanaro in questa modalità che Francesco Caso si è inventato. In poi poserrai questo tobio de oi, sicuramente si torna un altro tobio possa girare intra, e usa essi a Armuncia, e usa conosci s'opera, sa figura, sa domus, sa bidda de Emilio e de Giois Lussu, a conoscere Sfainas, che fa in Tinguni, si possa terra, i Sferreri, tutto questo che è questo traballo antico che a Armungia anti studiato bene, ma prima de biri e immagini di Armungia che sono anticipate e questo che succede devo ma polli vai a scurtare e serrai questo attopio de oi con Montanaro coinvolgendo di Torra amico mio Fernando Pisu che io conosce tutte le poesie sono uscite da Montanaro e dunque in moi si porta da questa cosa romantica che è una notte luna e moi si è ascoltato su un pari. Est una notte luna, de gudas lunas de otoño giaras, chi hanno due dacciaras alla idea andare, e speras novamente in sa fortuna. A pioppido tanto tutte sa die, pare sa terra, in sade e in sa serra, tra sosfeno siccados, vestita di antichissimo pianto. Ma ecco in suo sereno avanzare sa notte, giaro velo risplendere, e che velo di sposa, sa luna, vesti di biancore oggi del reno. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, Imprentas 2020-2021, Lei Regionali 22-2018, articolo 22.